Ora, per la maggior parte, il paese pertiene al re di Spagna, sto parlando dell'Italia, mentre ciò che rimane viene a dividersi tra i possedimenti del Papa di Roma e per il resto della signoria di Venezia e di certi altri signori. Questi lo mantengono bene e lo rendono fiorente. La popolazione di queste terre in generale fiera e prove in guerra e di intelletto vivace, e ancora coltivano magnifiche le arti, le più varie, e sono insomma contrade assolutamente civili, sotto ogni profilo. E la città di Venezia, da qualsivoglia punto di vista, è di tutte la più ricca, la più fulgida in splendore. I signori di Venezia, oltre ai possedimenti di terraferma, dominano le contrade d'Istria e d'Almanza. Essi governano isole quali Cipro e Creta e altre nel Mar Bianco, che significa Mediterraneo, poiché dispongono sul mare di una flotta potente e di numerosi eserciti sul continente. I signori di Venezia vengono onorati e rispettati da tutti i sovrani franchi, cioè europei.